Oggi è venerdì 2 aprile 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 2 aprile 1939. È la Domenica delle Palme. In Austria, in una locanda vicino Innsbruck, la fotografa tedesca Erika Groth-Schachtenberger nota un singolare personaggio con grossi baffi che sorseggia una birra in un tipico boccale. Erika raccoglie immagini di persone del popolo e di ambienti della vita quotidiana. Fa qualche scatto, mentre l'uomo, Romerd Scheiner, un contadino del luogo, beve la sua birra. Poi, mentre sonnecchia su una panca. Erika, 17 anni dopo, va in vacanza con il marito in Italia. Sul valico di Coccao, a Trevisio, nota un cartellone pubblicitario della birra Moretti. Il marchio della nota birra di Udine riproduce la sua foto del signor Schreiner che beve. La storia ufficiale che già circola da anni è che sia stato il commendator Lao Menazzi Moretti a fotografare nel 1942 un avventore della storica trattoria Boschetti di Tricesimo. In cambio dello scatto gli avrebbe chiesto di pagargli da bere. Da allora il baffone è il caratteristico simbolo della birra Moretti, a cui hanno dato vita nel tempo, in immagini e spot, gli attori Marcello Tusco, Orso Maria Guerrini e Pier Maria Cecchini. Erika, che conosce bene la storia della sua foto, inizia una fitta corrispondenza con la ditta Moretti per ottenere il pagamento dei diritti d'autore. La spunta e ottiene 37.200 lire. Ma la leggenda dell'anziano friulano che beve la birra italiana si consolida fino all'inizio di quest'anno, quando un professore dell'Università di Udine, Stefano Buiatti, rende nota la vera storia della foto, dopo aver ritrovato in un archivio la corrispondenza tra Erika e la Moretti. Il testimonial involontario, Roman Schreiner, è morto nel 1951. Non ha mai quindi potuto vedersi nella pubblicità che lo ha immortalato.